secondo te? Poca lucidità sotto porta? Sì, secondo me avremmo dovuto comunque concretizzare delle situazioni che avevamo creato ed è un peccato anche perché nei 180 minuti penso che si sia vista due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato secondo me Dazio soprattutto per l'andata, per alcune purtroppo per alcuni regali, ecco, che abbiamo fatto. Però è anche vero che qua avete profuso il massimo impegno, cioè, e soprattutto nella prima parte del primo tempo l'Inter ha messo in grande difficoltà la Juventus. Forse lì, se fosse arrivato un gol, poteva cambiare la partita. Fino alla fine abbiamo cercato di far gol, anche perché sapevamo che comunque con un gol sarebbero andati ancora più in difficoltà di quello che erano. Mi dispiace perché, ripeto, purtroppo queste sono partite che si giocano nei 180 minuti. Oggi abbiamo cercato in tutti i modi, con tutta la voglia e determinazione di ribaltare il risultato, però alla fine non ci siamo riusciti. Si sbaglia, si deve imparare, ecco, dagli errori e poi ripartire e riprovare, ecco. Domande da studio per Antonio. Sì, buonasera. Vado io, Alessandro. Vado io prima, Alessandro. Sì, ho una curiosità, Marco, un attimo. Volevo sapere, fonti Juventus fanno sapere che ci sarebbe stato un alterco, uno scontro tra Antonio Conte e il presidente Agnelli, cioè un gestaccio alla fine del primo tempo e che sarebbero volate delle parole alla fine. Volevo sapere se può confermare. Ma io dico, fonti Juventus dovrebbero dire assolutamente la verità. Cioè nessun gestaccio. Penso anche il quarto uomo abbia sentito, abbia visto che cosa è successo per tutta la partita. Conte. Bisognerebbe essere più educati, secondo me. C'è stato, credo, Marotta, che è intervenuto anche Marotta, penso ci sia stato un battibecco con il presidente Agnelli, è corretto? O meglio, no, la cosa era tra lei... Non c'è niente da dire, ecco. Io dico solo che bisognerebbe che ci fosse più sportività e avere più rispetto per chi lavora, ecco. Insomma, la chiudiamo qui, non ce l'ho. Meglio parlare di calcio. Bruno Giordano per lei, Conte. Ciao Antonio, complimenti ciao, Bruno. Per il tuo lavoro. Ciao. No, sono d'accordissimo con l'analisi. Nei 180 minuti una grande squadra non può regalare i 2 gol della partita d'andata e lì diciamo che un po' la qualificazione l'avete buttata. Prima parlavamo qui in studio di Lukaku e io ho detto che dopo il problema del derby, senza ritornare chi ha ragione o torto, mi sembra un Lukaku un po' nervoso, un po' estraneo all'interno della partita, anche come trascinare i propri compagni. Sicuramente era una partita difficile, non dimentichiamo che giocavamo contro la Juventus e contro ottimi giocatori. Da quel punto di vista Romelu, sì, diciamo che nelle ultime partite non è proprio sembrato al 100%, però anche oggi penso che come le altre partite abbia dato il massimo. Poi ci sono dei momenti in cui magari si è più in forma, si è più brillanti, altri dove magari si è più opachi. Però per noi è un giocatore importante sicuramente. Grazie. Teodino, Gianfranco. Grazie Bruno. Sì, buonasera Antonio. Si aspettava qualcosa di più da Eriksen questa sera? Christian penso che abbia fatto la sua parte, quindi volevamo avere due play, 2 registi con lui e Brozo, e penso che da questo punto di vista abbiamo messo in difficoltà la Juventus, perché comunque la partita l'abbiamo fatta noi. Per il resto sono contento di quello che ha dato, ecco. Stefano Mattei, Antonio. Sì, buonasera. A questo punto, fuori dalle coppe europee, fuori dalla Coppa Italia, è inevitabile che l'Inter si debba concentrare sul campionato.
anche perché avrà un grande vantaggio rispetto a tutte le altre di giocare non 3 volte a settimana. Obiettivo minimo la Champions League, ma l'obiettivo vero a questo punto diventa lo scudetto, perché è quello l'obiettivo, quello che è rimasto della stagione nerazzurra. Ma sai, quello che è rimasto della stagione nerazzurra, noi cerchiamo di lavorare, cerchiamo sempre di guardare in alto. Anche in Champions League siamo partiti comunque per cercare di essere protagonisti, arrivare fino alla fine. A volte ci riesce, altre meno. In Coppa Italia usciamo in semifinale come l'anno scorso. L'anno scorso siamo usciti con la vincente della Coppa Italia, che è il Napoli. Quest'anno siamo usciti con la Juventus, però noi dobbiamo lavorare per cercare di essere dove vorremmo essere, ma ancora non ci siamo. È iniziato un percorso, vediamo, ecco, di continuare a lavorare. Si sbaglia, si impara, si ricomincia. L'importante è che comunque l'Inter ha riacquistato credibilità, fa comunque paura agli avversari, questo è fuori dubbio, come oggi ha fatto paura alla Juventus. Senta Conte, una domanda io, poi la lascio a Tardelli e la lascio mandare. Su Sensi volevo chiederle, perché lui si è sempre autodefinito un regista, no? Si vede molto come regista. Mi ha colpito il fatto che lei abbia detto volevo giocare con 2 play oggi. Sensi è il terzo, anche nelle sue gerarchie, no? Visti i problemi che ha avuto, il ragazzo non è stato molto fortunato, tutt'altro, è stato sfortunato. Qual è nelle sue gerarchie, nei suoi pensieri, Sensi? Ma non è questione di gerarchie. Stefano deve tornare a dare al 100% la sua affidabilità. Purtroppo ha vissuto un anno con noi in cui è stato bersagliato da infortuni, e quando accade questo perdi anche un po' di fiducia in te stesso. No, io sto cercando con pazienza di fargli prendere confidenza anche col campo, lavorare anche a livello psicologico. Noi allenatori abbiamo anche questi problemi. Certo. Ecco. No, glielo chiedevo anche Una perché... domanda. Certo, Tardelli credo, Paolo, credo Tardelli e Alessandro Martinelli, prego. Ciao Antonio. Ciao Marco. Senti, io stasera, come tutti si parla di Lautaro che è al di sotto della situazione, secondo me stasera è mancato un pochino, si parla di Lukaku che non è stato brillantissimo, secondo me stasera è mancato abbastanza Lautaro. Come mai? Una situazione fisica o una condizione mentale? Non l'ho visto all'altezza della situazione proprio nella partita più importante, ecco. Sai Marco, non dimentichiamo che giocavamo contro una signora squadra, quindi non è che giocavamo contro gli ultimi della classe. Venire qui all'Allianz Stadium e comunque fare la partita in questa maniera, con questa anche personalità che ha dimostrato l'Inter dall'inizio alla fine, non penso sia da tutti. Poi se vogliamo parlare dell'eliminazione, questa brucia, però a livello di prestazione, a livello di partita, io penso che oggi ci sia poco da rimproverare. Poi è inevitabile che gli attaccanti devono segnare, hanno avuto l'occasione per fare gol, potevamo fare meglio, però sì, ripeto, io non giudicavo la prestazione dell'Inter, che sicuramente è stata positiva, ma proprio quella di Lautaro, che dovrebbe essere uno dei giocatori importanti, dovrebbe essere l'esempio di tutti. Ma Marco, io quando parlo di percorso, quando parlo di step di crescita, mi riferisco un po' a tutto, quindi non dimentichiamo che Lauti è un ragazzo di 22 anni, che è il secondo anno che sta giocando in maniera continuativa nell'Inter, quindi è un ragazzo che ha margini di miglioramento, ha davanti a sé sicuramente un futuro importante, però è appena all'inizio, quindi non possiamo neanche pensare che Lautaro ci risolva la situazione. Noi o vinciamo da squadra, non abbiamo colpi straordinari che ci risolvono le situazioni. Noi o vinciamo da squadra o non vinciamo da squadra. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it. L'Inter dopo la Champions esce anche dalla Coppa Italia. Un suo giudizio sulla stagione della sua squadra, e se senza lo scudetto questa si potrebbe definire alla fine una stagione fallimentare per l'Inter. Grazie. A parte proprio così, in questa maniera, tutto mercato.web. No,
Scusa, calciomercato.it. Guarda, io penso che in tutte le competizioni ne vinca una sola, ecco. Quindi se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono, allora sarebbe un disastro. Io penso che negli ultimi anni quindi tutte le altre squadre hanno fallito praticamente ogni stagione. Invece penso che l'Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze sulla Juventus sotto tutti i punti di vista. Io penso che questo ci deve dare forza, ci deve dare fede nel continuare a lavorare, a fare quello che stiamo facendo. Poi alle altre considerazioni giusto che le facciate voi che lavorate, ecco. Buonasera mister, Luca Cavallero, TMV Radio. Volevo chiederle, lei appunto ha parlato di tasso motivazionale, dell'importanza di questo aspetto, però il gap con la Juventus, di cui spesso lei ha parlato anche alla vigilia di altri incroci tra Inter e Juventus, ecco, che cosa serve ancora per colmarlo, per compiere l'ultimo step? E invece sulla partita, più nello specifico, si aspettava qualcosa di più da Lukaku e da Lautaro Martinez? Grazie. Ma quello che serve è lavorare negli anni e cercare di migliorare anno per anno la squadra. Quindi questo bisogna cercare di fare. Io penso che nel giro di un anno e mezzo si siano fatti dei passi importanti, si siano fatti dei progressi importanti sotto tutti i punti di vista, anche perché se andate a vedere, a riguardare un po' il gap che c'era tra l'Inter e la Juventus a livello di punti, a livello di tutto, era un gap importante. Adesso, nonostante le nostre difficoltà, io penso che questo gap sia diminuito, e nelle due partite anche in Coppa Italia l'abbiamo dimostrato, anche stasera l'abbiamo dimostrato. Per quello che riguarda poi Lautaro e Lukaku, niente, hanno fatto la loro partita, hanno dato tutto per l'Inter, hanno dato tutto per la squadra, lavorano e cercano di crescere. Lautaro, non dimentichiamo che ha solo 22 anni, è la seconda stagione che gioca con continuità, non è un giocatore finito, è un giocatore che sta lavorando, che ha grandi margini di miglioramento, grandi potenzialità, e lo stesso riguarda per Romelu. Romelu è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e anche lui deve continuare a lavorare, migliorare e cercare di dare sempre di più come fanno tutti quanti. Prego. Marco Venditti, signora mia, Calcio News. Ciao Antonio, una domanda che ovviamente è un po' scomoda da fare, però purtroppo la situazione è questa, cioè l'Inter che è stata eliminata anche dalla Coppa Italia, rimane questo campionato, avendo visto il Milan e la Juventus, hai avuto modo di vederla nel giro di 10 giorni, ecco, come valuti la possibilità che l'Inter possa essere, sicuramente fa parte di questo gruppo di squadre, ma come pensi che possa andare avanti con queste motivazioni che purtroppo sono venute a mancare per via dell'eliminazione dell'Europa e della Coppa Italia? Grazie. Ma no, assolutamente. Noi siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso 2 partite con Real Madrid, all'andata e al ritorno. Dopodiché con le altre 2 squadre abbiamo vinto contro il Borussia e pareggiato 2 volte contro lo Shakhtar. Bastava un gol contro lo Shakhtar, saremmo andati avanti in Champions, invece non siamo stati bravi, penso che non siamo stati anche precisi e bravi proprio a far gol, visto le diverse occasioni che abbiamo avuto. Detto questo, noi affrontiamo le competizioni sempre per dare il massimo, con l'obiettivo massimo di cercare di arrivare fino in fondo. Quindi anche in Champions siamo partiti con l'obiettivo sempre massimo, perché l'ambizione
deve essere alta. Poi la realtà è un'altra cosa, la realtà dice che siamo usciti dalla Champions e adesso, come l'anno scorso, siamo usciti in semifinale in Coppa Italia contro la squadra che comunque è stata protagonista indiscussa negli ultimi 9 anni in Italia. Penso che avremmo meritato qualcosa in più, però adesso ci concentriamo sul campionato sapendo che sarà dura, però anche le altre sanno che anche l'Inter comunque è una squadra tosta e stasera penso che l'abbia dimostrato in tutto e per tutto. L'ultima? Buonasera mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapaso, ben ritrovato. Volevo chiederle 2 cose. Ha parlato di gap con la Juventus. Dopo queste 3 partite in cui l'Inter se l'è giocata quantomeno alla pari, se la sente di dire che è annullato o cosa vi manca ancora? E poi gli chiedo se ci dice qualcosa del convulso finale, visto che c'è stata tanta tensione, anche con persone che erano sugli spalti. Ma per quello che riguarda il gap con la Juventus, ma ripeto, noi abbiamo appena iniziato, quindi 1 anno e mezzo che io sono all'Inter e sto lavorando e penso che i passi in avanti si siano fatti sotto tutti i punti di vista. Ha detto questo, per i miracoli ci stiamo attrezzando, si dice a casa mia. Per quello che riguarda il post partita, ripeto, non ho né voglia né piacere a commentare niente, ecco. Penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione, ecco. Basta. Grazie, buonasera.